Anche per il giorno di Pasqua su Sicilia TV andranno in onda le rubriche settimanali Parliamo di, condotta dal professore Crapanzano, e A tu per tu con il consulente, curata dal dottore Veneziano. Nella 10ª puntata di Parliamo di, in studio il cavaliere del lavoro Migliore, che insieme al professore Crapanzano tratterranno argomenti prettamente lavorativi. Si parlerà della difficoltà che incontrano i giovani nel trovare una occupazione e l'importanza di creare un'alternanza scuola-lavoro per dare la possibilità agli studenti di formarsi lavorativamente durante il periodo di studio. Domani ospite sarà il poeta favarese Totò Sciortino, che regalerà ai telespettatori una poesia sulla Pasqua. Un altro appuntamento importante con temi delicati. Sì, abbiamo avuto ospite in questa trasmissione il cavaliere Migliore, cavaliere del lavoro Migliore, per poter parlare appunto di argomenti di lavoro, argomenti pensionistici e argomenti attinenti anche il mondo della scuola. Nella seguita rubrica di A tu per tu con il consulente, invece, il dottore Veneziano parla, tra le altre cose, della buona funzionalità del punto cliente INPS, delle agevolazioni IVA e di come difendersi dal mercato telefonico. Dottore Veneziano, dopo l'apertura dello sportello INPS, questa volta numerosi quesiti. Intanto andremo a ribadire che questo punto online è stato aperto e funziona, perché nella fase iniziale qualcuno metteva in dubbio la funzionalità. Abbiamo avuto da parte di Palermo i tecnici, sono venuti appositamente, l'hanno verificato, quindi diciamo alla gente dal 21 di marzo questo punto online è in funzione, ognuno vada a ritirare il CUD e quello che ha bisogno tenendo conto che è gratis e quindi è un servizio bellissimo per quanto riguarda i nostri pensionati, INPS, INPDAP, e quindi per quanto riguarda gli stati Favara. Questo è importante, la prima cosa. La seconda cosa che vogliamo evidenziare è quello di abbiamo ripreso per quanto riguarda i quesiti che ci stanno, molti quesiti, perché si parla per quanto riguarda in modo particolare l'IVA, l'agevolazione sull'IVA, per quanto riguarda per esempio ci sono stati un sacco di quesiti, questi famosi disturbi telefonici